Caro Andrea, continua a lottare per quello che hai fatto, per quello che stai facendo e per quello che farai, perché i progetti che ben conosciamo, che sono già stati avviati, con molto sacrificio, e tu ne sai qualcosa, devono per forza avere una fine, devono essere la luce e il futuro di Cervignano. Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta intervista per il Ponte Risponde. Oggi un altro super ospite, Boris Mian, consigliere comunale, del direttivo dei veterani e organizzatore del Torneo dei Borghi. Via l'intervista. Boris, inizierei con la prima domanda. Che cos'ha la lista del Ponte in più rispetto agli altri? Ma storicamente di sicuro l'esperienza che le altre liste non possono avere, esperienza dettata anche dai personaggi che ci sono stati, che dopo sono stati in regione, che comunque negli anni hanno seguito comunque l'evolversi delle situazioni della nostra città. E mi fa piacere questa domanda perché colgo l'occasione anche per dire che questa lista finalmente è stata rinnovata e soprattutto ringiovanita con gente che conosco e gente di qualità. Con che aggettivi definiresti Andrea? Ma guarda, Andrea lo definirei onesto, coerente e positivo. Onesto perché ha sempre lavorato nella limpidezza più completa. Coerente perché ha sempre seguito la sua linea e non ha mai travaricato, non è mai uscito dal seminato. Positiva perché Andrea è una persona che anche quando i toni si fanno più accesi riesce a smorzare i toni e a risolvere il problema. Cosa può fare la lista al Ponte in ambito sportivo? Ma in ambito sportivo, visto che negli ultimi 5 anni sono stato anche presidente della Consulta dello Sport, il mio consiglio è quello di continuare i progetti che erano partiti già ai tempi di Ivan Snidero, che sono stati continuati ed ampliati da Andrea Zampar. E la cosa che mi preme di più è quella di sviluppare quella che io durante Cervignano in Sport, la manifestazione che è stata fatta qualche anno fa, e la chiamo la cittadella dello sport. E grazie ad Andrea inizieranno i lavori nel campo sportivo, nel campo di calcio, moltissimi lavori sono già stati completati nel campo del baseball ed è stata completata la copertura del pattinaggio che secondo me negli ultimi anni sono dei grossi risultati. Grazie Boris, è stato incredibile. Ci vediamo la prossima domenica per la 6ª intervista del Ponte Risponde. Un saluto da Matteo Nucera, il vostro amico in comune.